Il Ponte della Libertà, un'infrastruttura costruita a metà anni 30, quando in tutta Italia circolavano meno di 140.000 automobili e inevitabilmente al collasso dalle prime ore del mattino. A mezzogiorno dalla stazione ferroviaria continuano ad uscire centinaia di persone al minuto. È il modello Venezia, capitale mondiale del turismo di massa. Nel Ponte dei Santi 450.000 persone stipate nei pochi chilometri quadrati di una città in cui sopravvivono meno di 50.000 abitanti, ma prosperano centinaia di alberghi e migliaia di locazioni turistiche. Serpentoni infiniti si snodano in attesa dei vaporetti. Da quanto siete in fila qui? Un pochino, Un'ora di fila sta facendo? sì. 1 hour and a half. 1 hour and a half, Un'ora un'ora e mezza. Yeah. Nel frattempo una folla fittissima si incanala in un flusso continuo e interminabile lungo le principali direttive che conducono a Rialto e San Marco. Questa è lista di Spagna per chi non ha la pazienza di attendere per un'ora e mezza, di prendere un vaporetto affollatissimo, il primo tratto di strada da percorrere per cercare di arrivare al centro di Venezia. Quelli del Ponte dei Santi sono numeri da record, alle decine di migliaia di pernottamenti in strutture che hanno soppiantato case ed edifici pubblici e che a seconda dei casi si chiamano alberghi, locanda, resort, foresteria, bed and breakfast. Si aggiunge il turismo pendolare, quello di giornata. Da dove viene? Terraferma, Milano. Lecco, Treviso. Delle Marche. Marchigiani. Monza. Padova. Di dov'è, scusi? Siamo di corsa in questo momento, ringrazio. Il residente è l'unico di corsa. Altrove l'incolonnamento e la coda sono la costante. Si tratti di entrare nella Basilica di San Marco o nel Bacaro, che promette d'essere assolutamente tipico e frequentato da autentici veneziani, dove invece si trovano inevitabilmente solo altri turisti. Finché le strade mantengono una certa larghezza ancora si riesce a camminare, seppur lentamente. Poi naturalmente quando le cale iniziano a farsi più strette vengono messe in dubbio anche le leggi della fisica, a partire da quella sull'incompenetrabilità dei corpi. Il giro d'affari di un limone spremuto fino all'ultima goccia dallo sfruttamento di ogni metro quadrato di Venezia è enorme, eppure persino i banchetti di souvenir che si incrociano ogni 100 metri si lamentano di non vendere granché nemmeno oggi. Something this way.